girone A di eccellenza torna con la settima giornata. Siamo allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Di fronte la Don Carlo di Sasautro e l'Unitas Sciacca di Mister Brucculeri. Un pareggio per i biancorossi in casa contro l'Enna nell'ultimo turno, mentre la formazione nero-verde è reduce dallo 0-4 casalingo contro l'Akragas. Quindi entrambe le squadre vanno a caccia di una vittoria che sarebbe pesantissima in quella che è una corsa per i primissimi posti che si è fatta sempre più accesa. Veniamo al film della partita. Subito un tentativo di Matera, c'è la deviazione, poi Pizzolato deve mettere in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo Misilmeri con un'altra battuta da corner, la palla messa da Concialdi, il colpo di testa di Costantino e la palla che non trova i pali difesi dal numero 1 Saccense. Ancora insiste la Don Carlo con Mendola che mette al centro per Pistreri, la conclusione al volo di destro, bella ma non precisa. Poi la prima sortita offensiva da parte dell'Unitas Sciacca con Sant'Angelo che qui forse commette fallo, e poi la conclusione che si perde sul fondo dopo una deviazione. Le proteste inutili dei giocatori della Don Carlo, ma qui Concialdi mette una palla straordinaria col sinistro, la deviazione di Matera, il volo di Pizzolato in calcio d'angolo. Si fa vedere ancora una volta dall'altra parte la formazione saccense con il cross al centro, la deviazione che non trova i pali. Allora dall'altra parte la Don Carlo Misilmeri ci prova con questa rimessa di Ficarra, subentrato all'infortunato Fricano. L'azione si sviluppa ancora con Costantino che scodella in avanti, Balistreri in posizione regolare, forse non se ne accorge, svirgola col sinistro, altra ghiotta chance per il numero 9 della Don Carlo Misilmeri. Qui però l'azione che si sviluppa sulla destra con Matera che propone al centro, Cerniglia, tiro, respinto dalla traversa, deviazione di Pizzolato, palla che termina in rete, vantaggio per la Don Carlo Misilmeri con la seconda rete in campionato dopo quella di Castellammare per il capitano della formazione di Mister Utro, che dunque mette la freccia alla mezz'ora. Insiste però la squadra di casa, sospinta anche dal suo pubblico. Qui Concialdi apparecchia per Mendola, la conclusione di Mancina, la parata poi di Pizzolato che blocca a terra il pallone, calcio d'angolo di Concialdi, la smanacciata ancora di Pizzolato, azione però tenuta viva dal giovanissimo Romano che scambia con Cerniglia, ancora Romano, la piazza col sinistro, sempre Pizzolato, poi tiro respinto forse con una mano, l'azione prosegue con Matera che gira questa palla, colpisce il palo, Pizzolato battuto, tripla occasione per il 2-0 della Don Carlo, 2-0 che però non tarderà ad arrivare perché c'è questa palla messa in mezzo per Matera che la lavora splendidamente, poi la girata col destro, battuto Pizzolato, si sblocca anche Federico Matera, confermato titolare in questo nuovo tandem con Pietro Balistreri, va ad esultare con i compagni in panchina il giocatore ex Canicattì che dunque trova la soddisfazione davanti al suo pubblico. Don Carlo che prova ad insistere, ma il direttore di gara pone fine alla prima frazione, 2-0 per una buonissima Don Carlo Misilmeri contro un Unitas Sciacca che ha veramente badato solo non prenderle. Secondo tempo che inizia con un doppio cambio, con l'ingresso tra gli altri di Galluzzo per l'Unitas Sciacca, ma è la Don Carlo che insiste con Cerniglia, il tiro bloccato da Pizzolato e qui un fallo commesso ai danni di Concialdi. Le proteste da parte della difesa e di tutta la squadra dell'Unitas Sciacca per un provvedimento disciplinare pesante ai danni di un proprio giocatore. Insiste allora la Don Carlo Misilmeri che attacca alla ricerca del terzo gol. Qui Concialdi sul lato corto dell'area di rigore si sistema la palla sul sinistro, poi effettua questo cross, Matera controlla e viene rispedito al mittente il suo tentativo da un ottimo Pizzolato che poi si esalterà ancora. Qui Frisella con la palla crossata libera male la difesa dell'Unitas Sciacca sui piedi di Mendola, ancora strepitoso Pizzolato a mettere in angolo, ma è l'anticamera del 3-0, il cross di Concialdi, il colpo di testa ancora Simone Giuliano come 7 giorni prima contro l'Enna, trova questa volta di testa, questa volta un po' più semplice, il gol del 3-0. Don Carlo Misilmeri letteralmente sul velluto in questo pomeriggio, insiste ancora la squadra allenata da Sasautro, come stiamo per vedere, con Mendola che si libera di un avversario, propone questo cross, il colpo di testa di Mario Secan, il volo
di Pizzolato in due tempi, poi Mendola proverà ancora a crossare, questa volta però sulla sua palla c'è una deviazione, non riesce a tenerla Pizzolato, il gol del 4-0, ancora a segno, almeno dal punto di vista nominale, Luigi Mendola che aveva segnato 10 giorni fa in Coppa contro l'Enna, questa volta gol con la complicità della difesa avversaria. Entra nel finale anche Racic, ci può essere gloria anche per lui, Pizzolato però dice di no ed è questa una delle ultime occasioni della partita. C'è gloria anche per Ficarra che cerca di segnare, ma anche su di lui c'è l'ottimo intervento di Pizzolato, uno dei pochi a salvarsi in casa sciacca. Qui bravissimo Romano a innescare i Raci, questa volta è saltato Pizzolato, poi c'è il salvataggio sulla linea e dunque opportunità che sfuma per l'ex giocatore del Canicattì. Qui la palla sventagliata verso Palissereri e anche l'ultima palla di una partita senso unico, stravinta dalla Don Carlo Misilmeri che torna a vincere in campionato davanti al proprio pubblico dopo i pareggi contro Gela ed Enna. Si abbracciano Utro e Brucculeri, situazione complicata per i neroverdi al secondo 4-0, peccato di fila. Da Sportisti è tutto, alla prossima.